Le locali dell'attiva sorelle Ramonda Montecchio in maglia bianca, allenate da Giovanni Migliorini e Andrea Copiello, schierano la formazione tipo con Sabina Pegorarotto alzatrice, Tatiana Menshova opposto, Isabella Milocco e Chiara Bernard schiacciatrici, il capitano Vanessa Bortoli e Daniela Trevisan centrali, Laura Mosele libero. Sestetto base anche per le ospiti del Protecma San Vitale in divisa blu, allenate da Luca Bianchin e Stefano Pigato, con l'alzatrice Silvia Nichele, l'opposto Giulia Ghiotto, le schiacciatrici Deborah Ghiotto e Anna Cattani, il capitano Martina Meggiolaro e Stefania Scarpariolo centrali, il libero Sara Muraro. Avvio perentorio del San Vitale, efficace a muro in contrattacco con Cattani e Meggiolaro. Le ospiti scattano sul 4-0, poi allungano sull'8-3 con l'incisiva battuta della Meggiolaro. Due muri vincenti della Bortoli scuotono le locali che si fanno sotto sull'8-7, ma il San Vitale forza la battuta limitando l'efficacia degli attacchi dell'attiva, sporcati dal muro avversario. Cattani, Giulia e Deborah Ghiotto finalizzano in contrattacco espandendo ancora il gap sul 16-9. Menshova, un muro e un contrattacco vincente della Milocco e un ace della Trevisan avvicinano l'attiva sul 19-16, ma la rimonta è spenta dal potente diagonale di Deborah Ghiotto e da un paio di errori delle atlete di Migliorini. Giulia Ghiotto e Anna Cattani attaccano con potenza e precisione, proiettando il San Vitale sul 24-19. Poi la ricezione errata della Milocco dà alle ospiti il punto finale del primo set. Le squadre ripartono con la configurazione iniziale. Gli attacchi di Menshova, Milocco e Bortoli accendono il pubblico locale spingendo l'attiva sul 4-1, ma il San Vitale conosce e sfrutta i punti deboli della ricezione avversaria, giovandosi delle micidiali conclusioni di Anna Cattani e Deborah Ghiotto, che riportano le ospiti sul 6 pari. Il ritmo cresce, l'attiva difende meglio e va a segno in contrattacco con una pipe spettacolare di Isabella Milocco, un primo tempo della Trevisan e una schiacciata della Menshova, portandosi avanti sul 12-10, ma il servizio dell'ispirata Cattani avvia il break del San Vitale, che contrattacca appunto con Deborah Ghiotto. Poi la Meggiolaro mura per 2 volte la Milocco e le ragazze in blu ribaltano il punteggio sul 16-13. L'attiva risponde con l'ottima Bortoli, ma la Bernard viene murata e lascia il posto alla giovane Peretti. La coppia Deborah-Giulia Ghiotto continua a imperversare dai lati, spingendo sul 20-16 il San Vitale, che allunga di slancio con 2 perfetti primi tempi della Scarpariolo, conquistando la seconda frazione per 25-19 con l'attacco vincente di Giulia Ghiotto. La Bernard rientra per la Peretti. L'avvio del terzo set vede ancora difficoltà per la ricezione delle locali che ci mettono il cuore, colpendo più volte con Bortoli e Trevisan, a segno anche in battuta. La ricezione precaria obbliga gli straordinari alzatrice e attaccanti dell'attiva, che tuttavia riescono a bucare la difesa ospite con la ritrovata Bernard e con la straordinaria Bortoli. Si fa sentire anche il muro, che ferma la Cattani. La Bernard va a segno da posto 2, poi una sua battuta causa l'errore di Giulia Ghiotto, proiettando l'attiva sul 16-12. O lavoriamo sulla palla 3-6, ok? Non troppo lunghi in zona 6, adesso sono abbastanza piazzate per là, d'accordo? E secondo, evidentemente sfruttiamo la Menshova come conduttore di pallonetto, d'accordo? Dai! La Cattani prova ad avviare la rimonta, ma il San Vitale sbaglia qualcosa di troppo in attacco e in battuta, calando rispetto ai livelli stratosferici dei primi 2 set. Per contro l'attiva cresce in progressione spinta dal caldo tifo del Paracollodi, colpendo con l'ottima Milocco, con la fantastica Bortoli e con la grande Menshova che sfonda il muro avversario siglando il punto del 23-15. Le locali non si fermano più, il secondo tocco vincente della Pegorarotto e l'ultimo attacco della Bernard chiudono il terzo set sul 25-17 per l'attiva Montecchio. Il Montecchio riparte forte sul 3-0 coi punti di Menshova e Trevisan. Anna Cattani, grande agonista, riavvicina il San Vitale sul 4-3, ma le locali infilano un pesante break di 5 punti riallungando sul 9-3. Vanessa Bortoli, la migliore realizzatrice con 19 punti totali, mette giù fast e primi tempi a piene mani. Le ospiti rispondono con l'ottima Meggiolaro e con la scatenata Cattani, rientrando sul 12-11, ma l'attiva ha una marcia in più a muro e in contrattacco, dove giganteggiano Milocco e una super Bortoli, che fan volare le locali sul 19-14. Bene anche la Trevisan, supportata dalla buona prova della Pegorarotto. Penalizzato da alcune alzate fuori misura della Nichele, il San Vitale perde colpi in attacco, venendo staccato sul 23-16. Meggiolaro e Cattani cercano di colmare il gap, ma un altro errore della Nichele, affaticata, e l'ultimo contrattacco vincente della Milocco danno all'attiva il quarto set, prolungando il match al tiebreak.
Il Palacollodi, gremito all'inverosimile, spinge le due squadre che danno fondo alle energie rimaste. I primi scambi del set decisivo sono segnati dall'equilibrio e da diversi errori su entrambi i fronti. Pressoché perfetta invece la coppia arbitrale, formata da Michele Gallo e Manuela Favalli, da elogiare per l'esemplare direzione di gara. Silvia Nichele mura la Milocco, che poi mette fuori un contrattacco. Quindi il lungolinea vincente di Giulia Ghiotto perfeziona il break del San Vitale, che cambia campo avanti sull'8-5. Nella fase cruciale emerge la grinta del Montecchio, spinto da Vanessa Bortoli, che va a segno con un tocco di classe, siglando poi l'ace che riporta le locali sul 9 pari. L'equilibrio continua fino all'11 pari, quando l'attiva infila un break di 3 punti con l'ace della Bernard e 2 contrattacchi vincenti di Menshova e Milocco, volando sul 14-11. Sembra fatta per le locali, invece la battuta fuori della Bernard e un abile pallonetto della Meggiolaro obbligano coach Migliorini a spendere i 2 time-out. Sul 14-13 è l'epilogo. La Pecorarotto alza per Isabella Milocco, che firma il match point per l'attiva sorelle Ramonda Montecchio. Noi siamo orgogliosi di avere queste due squadre che sono ai vertici dello sport, della volley femminile della provincia. Sono le due squadre che rappresentano il Vicentino nella Serie B2, quindi veramente Montecchio grande protagonista della pallavolo femminile non solo nella provincia ma nel Veneto e anche di più. La pallavolo a Montecchio non è solo questo, non si ferma qui, perché fra un po' avremo anche, se non sbaglio, il 3 aprile le finali di Coppa Veneto sia maschile che femminile, quindi veramente Montecchio per la pallavolo, Montecchio che dà tanto per questo sport e che riceve tanto da questo sport. Noi siamo partite bene, 2-0 per noi, sembrava non ci fosse storia, invece poi loro si sono svegliate, si sono caricate e noi ci siamo un po' calate. Loro sono una buona squadra, giocano molto insieme, si vede che sono un gruppo molto compatto, difendono molto ed è stato molto difficile per noi, soprattutto per l'attacco, che credo sia il nostro fondamentale migliore, e sono molto contenta perché dal terzo set in poi siamo riusciti a tirar fuori tutta la nostra grinta, tutta la nostra forza e quindi è andata bene. Abbiamo lavorato tanto per questa derby tutta settimana, giorno dopo giorno, è un gran bel risultato. Siamo partiti un po' lento, però siamo contenti. Poi alla fine abbiamo un bel gruppo, abbiamo giocato tutte quante insieme, abbiamo raggiunto questo obiettivo che abbiamo voluto di averlo, insomma. Stasera abbiamo visto una bella partita di sport con un grande pubblico, due belle squadre e finalmente possiamo mettere in campo tutte le nostre 12 ragazze. Purtroppo abbiamo sofferto fino ad oggi moltissimo, specialmente nel ruolo di palleggiatore, dove in 2 mesi e mezzo abbiamo avuto 4 infortuni nello stesso ruolo, quindi una cosa veramente più unica che rara. Ad ogni modo, in questa occasione qua mi sento di ringraziare particolarmente gli sponsor, il primo sponsor Attiva assieme a Sorelle Ramonda, che ci danno la possibilità di progredire e di fare passi in avanti. Adesso fino alla fine dell'anno, della stagione, ci auguriamo di poter recuperare quello che abbiamo perso per il passato proprio a causa dei ruoli di paesaggiatori che si sono infortunati.